Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Io sono felice di farlo per dei motivi che poi vedrete successivamente. E forse qualcuno potrà già notare qualcosa dal video perché se non erro adesso il video dovrebbe essere a 60 fps. La mia webcam poteva già farlo prima, però vedrete poi un video. Allora, oggi è martedì, il video sta uscendo in ritardo purtroppo, doveva uscire già 20 minuti fa, però vuoi per lavoro, vuoi per degli impegni personali non sono riuscito a prepararlo prima, quindi lo registro adesso. E come sempre andiamo a vedere quello che è stato il turno di campionato, cosa abbiamo fatto noi, cosa hanno fatto le altre, tutto quello che è successo nell'arco di questo campionato e vedere come si sta muovendo anche la zona salvezza, perché qualcosa si muove. Anche oggi c'è stato un turno in cui anche oggi, anche questa settimana c'è stato un turno in cui, diciamo bene o male, tutte un po' si sono mosse, hanno quasi tutte pareggiato. L'unica è stato il Lecce che ha portato a casa una vittoria contro una diretta concorrente e non è cosa da poco, però è bello vedere e parlare insieme a voi su come si sta muovendo la situazione. Prima di farlo però mi dovete perdonare un attimo che devo creare la scena su OBS per farvelo vedere perché non l'ho ancora creata. Eccoci, ci siamo. Dopo questo mappazzone di cose io direi di andare a vedere quello che è stato l'ultimo turno di Serie A. E partiamo con la prima sfida che riguarda la salvezza, che è stata Lazio-Salernitana 4-1. Una Salernitana che è sostanzialmente, praticamente, retrocessa. Manca solo l'aritmetica, ma di questo passo non ci dovrebbe volere tanto. E cioè, alla fine concorre per così dire per la salvezza perché non penso ci sia anche la minima possibilità che la Salernitana possa ripetere il percorso fatto quando noi siamo retrocessi. Sta retrocedendo, è praticamente retrocessa e manca solo l'aritmetica. Staremo a vedere quando, forse già nel prossimo turno, non ne ho idea, non ne ho idea. Andiamo poi alla prossima partita che è Lecce-Empoli 1-0, dove vince il Lecce. Non vi saprei dire se meritatamente o meno. Gol di Sansone all'89esimo, quindi praticamente a partita quasi finita. È entrato Niang per l'Empoli, ma non ha portato i risultati sperati per i toscani. E Gotti che conferma comunque l'impatto più che positivo che ha avuto ehm, con la squadra salentina. Sta ottenendo buoni risultati, sta convincendo e sinceramente parlando sono contento per loro perché comunque Lecce la trovo una grande piazza e poi l'affetto che ci hanno dimostrato ovviamente l'anno scorso durante i playoff è spettacolare. So che lo facevano più per non vedere il Bari in Serie A che per vedere noi, però comunque ci hanno dimostrato affetto in qualche modo e quindi mi sta benissimo così. Comunque Lecce che aumenta il suo distacco, ci supera anche in classifica e dopo l'andremo a vedere, ma a me va bene così. A me va bene così perché intanto ci stiamo lasciando dietro l'Empoli, che recentemente ha fatto risultato, però questo è un 1-0 che a me personalmente fa pensare che possa essere una bella batosta per l'Empoli. Primo perché è arrivato all'89esimo, quindi a partita quasi finita. E secondo proprio perché l'Empoli negli ultimi periodi si stava leggermente riprendendo. Quindi non dico che adesso l'Empoli retrocede in Serie B aritmetico, quello no, però potrebbe essere un po' più complicata la situazione per loro, la vedo leggermente più difficile. Poi del derby della Mole e di Bologna-Monza ce ne sbatte il cazzo.
Ed ecco qua altre partite. Napoli-Frosinone 2-2. Questa è una partita che io non volevo mai accadesse. Cioè, questo risultato era quanto di più lontano dovesse accadere, perché il Napoli doveva stravincere. No, vincere, doveva stravincere. È un Napoli che, tolta una o due vittorie, lascia veramente molto amaro in bocca. Non è sicuramente, quello lo sapevamo, il Napoli dell'anno scorso, ma avere un crollo così vertiginoso, per come la vedo io, è molto molto grave. Si è fatto recuperare due gol dal Frosinone. No, tra l'altro si è fatta recuperare che, se non mi sbaglio, il Frosinone è passato in vantaggio. Dico bene? No, è passato in vantaggio il Napoli con Politano al 16esimo. Poi Khedira l'ha pareggiata al 50esimo, Osimhen ha segnato il 2-1 al 63esimo e al 73esimo ha ripareggiato il Frosinone con Khedira che, se non erro, poi ha avuto anche un'occasione per passare in vantaggio o comunque pareggiarla il Frosinone, sbagliando un rigore. Nel primo tempo mi pare. Tra l'altro tirato proprio... No, non ha tirato Khedira, l'ha tirato Sule. Questo me lo ricordo perché me la stavo sentendo per radio questa partita. Io speravo che il Napoli facesse una partita molto più sostanziosa, che potesse chiuderla già nel primo tempo, che una partita che il Frosinone avrebbe fatto molta fatica a recuperare. Invece così non è stato, perché il Frosinone è riuscito a pareggiarla, due volte in svantaggio, due volte recuperato il punteggio. E l'unica cosa positiva è che comunque si mantiene lì. Non ci sono grandi stravolgimenti di sorta. Altra partita che non mi aspettavo minimamente è stata Sassuolo-Milan. 3-3, una baraonda di gol. Io pensavo sinceramente che il Milan la dominasse questa partita. In realtà il Milan nei primi 10 minuti si ritrova sotto 2-0. Poi la va a recuperare un po' Leao. Pinamonti segna al 53esimo portando il risultato su 3-1. Jovic porta il Milan sul 3-2 e Okafor sul 3-3. Tra l'altro sono stati annullati, se non mi sbaglio, due gol a Chukwueze. Può essere? Dove sta lo storico? Non c'è lo storico della partita. Non c'è, vabbè. Comunque mi sembra... Ah no, eccolo, sta qua sotto. Si vede? No, non ci... Ecco, un gol in fuorigioco. Il gol del 3-3 è stato annullato. E mi pare ce n'era un altro. Boh, vabbè. Comunque, è un Milan che non so per quale assurdo motivo, forse un po' troppo turnover, ha subito il Sassuolo. Giocavano con Jovic prima punta, insomma. Eh, eh. Mi aspettavo qualcosa di più anche da loro. Comunque, anche qui la cosa positiva è che, anche se le altre... Ma sta a registrare, che mi piace sempre il dubbio. Sì, sta registrando, ok. La cosa positiva è che, anche se gli altri fanno punti, e fortunatamente tutti sotto forma di pareggio, non c'è una situazione in cui veniamo recuperati. Purtroppo questo implica che anche noi rimaniamo sempre e comunque lì, la salvezza ancora non l'abbiamo ottenuta. Però ora sono molto molto più fiducioso perché vedo una squadra in palla. Udinese-Roma purtroppo è stata interrotta per il malore di Indica, che fortunatamente si è ripreso, e tra l'altro mi era arrivata prima la notifica di OneFootball e voglio vederla adesso perché prima non l'ho vista. E si parla, per recuperare ovviamente la partita che sarà importante comunque ai fini della lotta salvezza, ma anche della lotta europea,
La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera lanciano la data del 25 aprile, fonte OneFootball. Se non fosse possibile il 25 aprile, si potrebbe fare mercoledì 15 maggio. Speriamo che venga recuperata il prima possibile, perché comunque è sempre meglio arrivare a una situazione in cui si lotta per gli stessi obiettivi con lo stesso numero di partite, perché se no comunque si creano delle disparità che non dovrebbero esserci. Quindi io preferirei arrivare a che è il 25 aprile, tra poco più di una settimana. Sì, un turno, ok, ci può sta. È una tempistica che ci può stare. Preferirei arrivare comunque alla 35esima giornata, ecco, con tutte le squadre che hanno giocato effettivamente 35 giornate. Poi è chiaro, qua è stata annullata per causa di forza maggiore e anche giustamente, però comunque ai fini del corretto svolgimento della competizione preferirei che entro un tot si riuscisse a recuperare. Poi quando si recupererà, amen. È solo una cosa di correttezza. Questo risultato, questo 2-2, non c'è nemmeno bisogno che io ve ne parli, perché è stato veramente fantastico. E Fiorentina-Genoa ce ne sbatte il cazzo. Atalanta-Verona è finita con un risultato che anche qui io sinceramente non mi aspettavo. Tutte le squadre coinvolte in Europa hanno sorpreso in maniera negativa, perché l'Atalanta ha pareggiato. Vabbè, l'Inter se non mi sbaglio non è più in Europa. Milan ha pareggiato e basta. E la Roma poi vabbè è stata sospesa e tutto quanto. È strana come cosa, è strana. Tra l'altro Atalanta che si era portata in vantaggio in 5 minuti di 2 gol e si è fatta rimontare in 4 minuti. Da 2-0 a 2-2. 2 gol nel primo tempo, 2 gol nel secondo tempo. Un Verona che io prima di questo Cagliari un po' invidiavo a livello caratteriale, perché io non smetterò mai di ripetere questo concetto. Tutte le avversità che ha avuto il Verona quest'anno eh, avrebbero abbattuto chiunque, l'avrebbero ucciso moralmente, l'avrebbero fatto già andare in Serie B. Il Verona, nonostante i problemi societari, nonostante 13 cessioni, se non mi sbaglio, se non di più, nel calciomercato invernale, in cui non hai nemmeno tantissimo tempo per poter preparare i colpi, nonostante tutto questo, non ha mai mollato di un centimetro, ha perso delle partite, ma perdere ci può stare, a prescindere da tutto. Ma la grinta, il carattere, la cazzimma, i coglioni non gli sono mai mancati al Verona. E io elogio squadre come queste, è per questo che mi auguro e spero che il Verona possa rimanere in Serie A, perché al di là di tutto sta dimostrando la volontà di rimanerci e sta facendo di tutto per farlo. Quindi io mi auguro vivamente che possano riuscire in questo obiettivo, così come noi, con tutto che noi forse ci siamo svegliati veramente troppo tardi, perché nelle ultime partite abbiamo visto che il Cagliari volendo sa giocare e può giocare anche bene e mettere in difficoltà anche squadre di un certo calibro. E mi ci rode il culo di questo, perché potevamo farlo fin dall'inizio, ma vabbè. L'importante al momento è garantire la permanenza in Serie A. Poi se ne riparla l'anno prossimo. Però è un Verona da elogiare. L'Atalanta mi ha deluso un pochino. Molto probabilmente sta puntando il 75% delle sue forze sull'Europa League, con tutto che comunque deve anche combattere su 3 fronti, perché ha sia la Coppa Italia che il campionato. Però diciamo che aver battuto ad Anfield il Liverpool 3-0 è una botta molto importante. Di certo vorranno tenere fede al risultato ottenuto all'andata e quindi non vorranno sfigurare al ritorno.
quindi probabilmente hanno giocato anche un po' tenendo il freno a mano tirato in vista della partita di Europa League giovedì. Comunque tutti questi risultati a cosa hanno portato a livello di classifica? A dei leggeri cambiamenti. Adesso non siamo più noi tredicesimi, ma tredicesimo è il Lecce con 32 punti, 7 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte. 14esimo posto a 31 punti, quindi un punto di distanza dal Lecce. Ci siamo noi, 7 vittorie, 10 pareggi, 15 sconfitte, 31 punti. 15esimo posto condiviso da 3 squadre, tutte e 3 a pari punti, che sono Verona, Udinese ed Empoli, con l'Udinese che però in realtà ha una partita in meno che deve recuperare. Nel caso recuperasse e non riuscisse a cambiare il risultato, l'Udinese andrà a 29 punti, quindi frapponendosi tra Cagliari e Verona. Ma questo potrebbe accadere tra una settimana e passa, perché comunque già venerdì si ritorna in campo, noi lo sappiamo bene, e quindi questa cosa potrebbe cambiare. E poi c'è l'Empoli. L'Empoli sempre a 28 punti, è sempre lì insieme a Verona e Udinese. Sotto a loro, primo posto per retrocedere, c'è il Frosinone a 27 punti. Penultima posizione abbiamo il Sassuolo a 26 punti e infine abbiamo la Salernitana a 15 punti che, come ho già detto, è praticamente già in Serie B per come la vedo io. Tanto torniamo qui. È una zona salvezza strana, una zona salvezza bizzarra, è una zona salvezza che include un numero di squadre che è un numero importante, dove veramente giornata dopo giornata servono quasi dei calcoli fantascientifici per cercare di capire chi potrebbe salvarsi e chi meno. Devo dire che il calendario in alcuni casi avvantaggia alcune squadre e in altre le svantaggia, però alla fine le devi incontrare tutte e mi sta piacendo comunque questa zona salvezza per quello che stanno dando le squadre in questo ultimo periodo. Forse quella che mi sta deludendo di più è il Sassuolo, che mi aspettavo comunque un cambio di prestazione con l'arrivo di Ballardini, ma a parte questa partita con il Milan, questo 3-3, non mi è sembrato, non mi è parso di vedere un cambiamento così radicale e così importante. Staremo a vedere. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!